Buongiorno e ben ritrovati, buona domenica, prima edizione dei notiziari di Antenna 3 insieme fino alle 13:30 per raccontarvi i fatti principali di queste ultime ore, poi spazio per approfondire alcune tematiche, parleremo di comunità energetiche, parleremo delle nuove sfide per gli artigiani della Marca Trevigiana e poi naturalmente domani sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, parleremo di una delle iniziative che si rinnova quest'anno dei panificatori di Confcommercio Treviso. Insomma, tutto questo per questa edizione. Iniziamo però come di consueto con la cronaca per raccontarvi purtroppo dell'ennesima vittima sulle strade della Marca Trevigiana. È accaduto ieri sera intorno alle 21:30 in via Zecchina a Quinto di Treviso. A perdere la vita Giuseppe Pizziolo, 62 anni, di Zero Branco. L'uomo era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo finendo in un fossato. L'impatto è stato violentissimo. Ad accorgersi del corpo alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM che hanno tentato di rianimare il 62enne, ma per lui non c'era più nulla da fare. L'uomo lascia la moglie e due figli, era uno dei cugini del vescovo di Vittorio Veneto. I funerali probabilmente tra martedì e mercoledì. La cronaca ci porta poi a Padova, dove la polizia ha arrestato 4 nordafricani accusati di aver rapinato i cellulari a 3 coetanei. 2 degli indagati sono accusati anche di tentato furto in un bar del Portello, sempre a Padova. Per tutti il questore Marco Dorisio ha disposto il foglio di via, avvisi orali e Daspo Willy. L'intervento degli agenti è avvenuto poco prima di mezzanotte di mercoledì scorso, quando 3 ragazzi hanno avvicinato gli agenti denunciando di essere stati rapinati dei cellulari da 3 stranieri che li avevano anche minacciati con un coltello. Sulla base delle testimonianze raccolte, gli agenti hanno intercettato 2 dei malviventi che, vistisi scoperti, hanno tentato di disfarsi del bottino. Sono stati identificati per un 21enne e un 26enne, entrambi tunisini, senza fissa dimora. Il 21enne era regolare con permesso di soggiorno e con un precedente per furto commesso nel Trevigiano, mentre il 26enne regolare aveva anch'egli precedenti per furto aggravato e rapina ed era già destinatario di un divieto di dimora nella provincia di Padova. Nel frattempo una volante era intervenuta per un allarme scattato in un bar del Portello. Gli agenti avevano così bloccato i 2 ladri, un 18enne e un 21enne, entrambi marocchini. Portati in questura si è scoperto che i fermati erano i rimanenti autori della rapina ai danni dei 3 giovani. Il 18enne, con un permesso di soggiorno scaduto nel 2023, aveva un precedente per violenza sessuale di gruppo avvenuta nel 2023 a Milano, mentre il 21enne era risultato privo di precedenti e titolare di una richiesta di permesso di soggiorno rimasta sospesa alla questura di Ravenna. I 4 sono stati portati nel penitenziario e ieri mattina il Tribunale di Padova ha confermato gli arresti e disposta la misura restrittiva della custodia cautelare in carcere. E un cittadino indiano di 32 anni è stato espulso dall'Italia per aver aggredito un controllore della SVT, servizio di trasporto pubblico di Vicenza. Lo ha deciso il questore della città berica Dario Sallustio. L'uomo era stato invitato dal personale dell'azienda dei trasporti vicentina a lasciare liberi i locali di servizio. Dapprima ha insultato e minacciato il controllore, poi al termine di una vera e propria colluttazione ha estratto l'ago di una siriga conficcandogliela sul dorso della mano. Subito dopo, con una mossa repentina, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Le volanti sono accorse sul luogo e dopo aver allertato il 118 si sono messe alla ricerca dell'aggressore. Dopo alcune ore il 32enne è stato intercettato in una via della città con addosso gli stessi abiti che apparivano nel sistema di videosorveglianza. Portato in questura, è stato fotosegnalato e denunciato per lesioni e minacce aggravate ed espulso dal territorio nazionale.
Quasi 3.000 persone ieri mattina nello stadio di rugby di Paese hanno voluto dire addio a Amar Kudin, il 32enne agente di polizia morto a Roma in servizio. Il dolore e la gratitudine della sorella e poi l'impegno dei colleghi della questura, la tua memoria vivrà nei giovani poliziotti. Prima le sirene spiegate delle volanti, poi il silenzio con i colleghi della polizia che lo portano a spalla tra due ali di folla. È ritornato così, avvolto nel tricolore, nel campo dello stadio della rugby che lo ha visto crescere, Amar Kudin, l'agente 32enne morto lunedì mattina a Roma in un terribile incidente stradale. Quasi 3.000 le persone che lo hanno voluto salutare per l'ultima volta e stringersi attorno alla mamma Vesna, la sorella Taima, la fidanzata Anna, sconvolte da una perdita lacerante. Ed è proprio Taima, la sorella, a dare voce a un dolore e a un legame profondo. La morte non è niente, sono solamente passato dall'altra parte. E non piangere se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace. Grazie di cuore a tutti, alle istituzioni, alla polizia, a voi del rugby, a tutte le squadre che l'hanno accolto e l'hanno sempre trattato come uno di famiglia. Grazie, anche da parte di mia mamma, grazie. Commozione e gratitudine per quel bambino arrivato a Paese dalla Bosnia in guerra nei primi anni 90, orfano di padre e diventato un uomo nello stadio Visentina di Paese, un gigante buono, una vera prima linea nel rugby e nella vita. Su questo campo che Amar ha tanto calcato e ha tanto amato. Valori forgiati nel rugby e consolidati con la scelta di mettersi a servizio dei cittadini e della loro sicurezza. A Paese e nel suo campo il 32enne sarebbe rientrato a inizio anno, il trasferimento da Roma era imminente, qui lo aspettavano tutti Amar, a dare voce ai colleghi e il questore di Treviso Alessandra Simone, anche per conto del prefetto, e del questore di Venezia Gaetano Bonaccorso, anche loro presenti. Mamma Vesna, devi essere orgogliosa di lui. Devi essere orgogliosa di lui e noi, la Polizia di Stato, lo siamo profondamente. La grande famiglia della Polizia di Stato si prenderà cura di mamma Vesna, di Taima, di Anna, di tutta la tua famiglia. Vivrai sempre nei nostri ricordi e sarai un esempio per i nostri poliziotti. Per Amar, dicono in tanti con il cuore pesante, inizia il terzo tempo. L'abbraccio di Paese, della rugby e della Polizia di Stato è avvolgente. Per me era come un fratello, racconta Nicola, tanti gli amici che sono pronti a sostenere la famiglia di Amar. Ci prenderemo cura, dicono, di voi. Guardiamo negli occhi tua mamma Vesna, tua sorella Taima e Anna. Ti promettiamo che ci prenderemo cura di loro, esattamente come tu hai sempre protetto tutti quelli a cui volevi bene. Ciao Amar, grazie di tutto, un giorno ci rincontreremo. Stiamo aspettando il fischio d'inizio di una nuova partita insieme. Ti vogliamo bene amico, ci mancherai e come dicevi tu, ci infioi. I ricordi di una vita insieme, per quanto breve, scorrono fuori e dentro il cimitero di Paese, comunità dove Amar Kudin era uno di famiglia, capace di dare e ricevere umanità. Nicola Fabris era un amico fraterno. Per me era come un fratello Amar e speriamo che adesso andrà su con suo padre e tutto andrà bene, perché ho un dolore intenso, però e spero che di fare mete in suo onore, e Amar rimarrà sempre nel mondo del rugby. Il rugby come scuola di vita, con Amar Riccardo ha condiviso le giovanili del San Donà. Io ho avuto la fortuna di vivere con lui per un anno da ragazzino, lui aveva 19 anni
diciamo che è stato un ragazzo sempre molto fiero, molto vivo, estremamente educato, si vedeva che era un padre di famiglia da sempre. Non oso immaginare la Time, sua mamma, insomma, per noi tutti oggi già venendo qua è un'emozione straziante, devo dire che è veramente difficile. Le parole si stringono in gola anche ad Arcangelo Spera, agente di polizia penitenziaria e uomo di rugby. Posso dire che in questo giorno qua abbiamo dato onore a Amar, alla sua famiglia. Lui ha dato tutto nel rugby, come ha dato tutto nelle istituzioni. Quindi massimo rispetto, e ogni qualvolta calpestiamo il campo da rugby lo troviamo di fianco a noi. Giuseppe Mardegan era sindaco di paese quando Amar arrivò in Italia. Nei suoi ricordi c'è un viaggio. Quando aveva 15 anni siamo andati con un gruppetto in camper proprio a Mostar, nel suo paese, dove c'era la mamma e la nonna e lui. Abbiamo passato un paio di giorni belli, tranquilli, felici assieme. Era un ragazzo sempre splendido, bello. Amar Kudin, tu sarai sempre mio amico per tutta la vita. E adesso lasciamo per un attimo la cronaca, torneremo poi a raccontarvi le notizie di queste ultime ore e parliamo di un tema quanto mai d'attualità, se si considerano i costi dell'energia. Tra l'altro c'è un nuovo allarme legato all'intensificarsi delle tensioni con la Russia sui rincari dell'energia. Allora parliamo di comunità energetiche rinnovabili e lo facciamo con Antonio Barattin, presidente di CER Dolomiti. Buona domenica Presidente, grazie per essere con noi. Altrettanto anche a voi, grazie. È una realtà importante, noi la focalizziamo nel bellunese e capiremo poi insieme a lei quali sono le problematiche, perché questo rappresenta una opportunità importante per il territorio e per i suoi cittadini. Ma le chiedo subito che cosa significa, per chi non è del mestiere, comunità energetiche rinnovabili. Sì, comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico che nasce attraverso l'associazione di cittadini, di enti, di comuni, piccole e medie imprese che decidono di dotarsi di impianti per produrre e condividere energia che viene prodotta da fonti rinnovabili. Questo tecnicamente è il concetto di comunità energetica rinnovabile. Che è neonata, insomma, per quanto riguarda CER Dolomiti. Come è nata? Da chi è costituita proprio per il vostro territorio? Sì, allora, gli enti fondatori sono di fatto i comuni del Bellunese che attraverso il loro consorzio Bimpiave, che li raggruppa di fatto tutti, che assieme alla Camera di Commercio di Belluno e Treviso, il Comune di Belluno, il Comune di Federe, che sono i due principali comuni del nostro territorio, hanno deciso di costituire una fondazione di partecipazione che di fatto vuole essere una comunità energetica di area vasta. In che senso? Che comprende le 18 cabine elettriche primarie del nostro territorio e quindi non limitarsi a una configurazione, perché una cabina elettrica primaria significa una configurazione, ma 18 configurazioni, quindi con un progetto, se vogliamo, da un lato ambizioso, dall'altro però che riesca ad essere sostenibile e riuscire a raggiungere quelle economie di scala che possono garantire, soprattutto nel medio-lungo periodo, una sostenibilità alla comunità energetica rinnovabile. Ecco, lei ha parlato di area vasta, che è quella del Bellunese, chiaramente. Allora le chiedo quali sono le caratteristiche di una CER di area vasta come quella appunto creatasi nella provincia di Belluno. Ecco, le caratteristiche sono quelle di riuscire a mettere insieme, come dicevamo prima, anche in un territorio complicato, particolare, anche da un punto di vista orografico come quello bellunese, cittadini, imprese, istituzioni, enti religiosi, quindi associazioni, cooperative, praticamente tutti. Gli unici esclusi dalla possibilità di partecipare a una CER sono le grandi imprese, quindi con un fatturato oltre 50 milioni e 250 dipendenti. Tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare a una comunità energetica, quindi con l'obbligo di condividere virtualmente l'energia che viene immessa all'interno di queste singole cabine
elettriche primarie che trasformano poi tecnicamente da corrente a alta tensione a bassa tensione per poterla utilizzare. Un attimo di più, gli attori coinvolti sono produttori e che consumano anche una parte dell'energia che producono, sono i consumatori oppure chi decide di mettere solo a disposizione il proprio impianto per produrre. Quindi le azioni all'interno di questa comunità energetica sono quelle di produrre, di condividere, di utilizzare l'energia in modo virtuale, e questo viene agevolato dal punto di vista delle normative europee, comunitarie, ma poi anche nazionali, che attraverso il GSE, il gestore dell'energia a livello nazionale, danno degli incentivi per chi riesce a mettere in piedi un meccanismo di questo tipo. Ecco, lei sta illustrando, lei ha parlato spesso, ha messo la parola virtuale, e immagino che da casa si stiano chiedendo: ma allora quali sono i vantaggi invece concreti che ha chi aderisce ad una CER, partecipa alla CER? Ecco, i vantaggi concreti che proprio l'impianto normativo si pone di raggiungere sono in primis quelli di natura ambientale, perché la sostenibilità, la produzione di CO2 esagerata, ecco, ha imposto, insomma, con tutti quei protocolli che adesso non ricordiamo qua noi, di lavorare per cercare di utilizzare il più possibile energia da fonti rinnovabili. Quindi parliamo di fotovoltaico, ma parliamo anche di eolico, di biomasse, di idroelettrico, parliamo anche di energie che potrebbero, con tecnologie che sono in fase avanzata di studio, che potrebbero aggiungersi anche a queste che abbiamo detto. Quindi vantaggi di natura ambientale, vantaggi di natura anche economica attraverso gli incentivi, anche se lo abbiamo analizzato in maniera puntuale. Gli incentivi di natura economica non sono straordinariamente elevati, nel senso nessuno, neanche la piccola e media impresa, ma neanche il cittadino può pensare di entrare in una comunità energetica per fare business e per fare i soldi a palate. No, non è questo l'obiettivo, ma sicuramente entrare ci sono anche degli incentivi di natura economica, ma ci sono degli incentivi di natura sociale che sono ugualmente importanti a quelli che abbiamo detto di natura ambientale e economica, nel senso che per obbligo ci sarà l'obbligatorietà di dare una mano a chi è povero energeticamente, quelle famiglie, quei soggetti che non sono in grado magari di pagare la bolletta alla fine del mese, ma anche di fare interventi all'interno di una configurazione. Una parte di questi incentivi che vengono dati devono essere impiegati per interventi di carattere sociale. Quindi è un impianto complesso, noi stiamo chiudendo proprio in questa fase un regolamento che è il più semplice possibile, ma che comunque è articolato e abbastanza complesso di suo, proprio per cercare di renderlo fruibile il più possibile e avere la possibilità anche, o meglio l'opportunità che un po' tutti riescano a capire questi meccanismi che anche noi in questi mesi dalla Costituzione, che ricordo la nostra fondazione è nata il 18 di luglio del 2024, insomma, stiamo cercando di capire all'interno dell'impianto normativo, e non è facile riuscire a trovare il bando. Lo abbiamo trovato, adesso usciremo poi da domani, iniziamo un percorso nelle principali zone del nostro territorio, iniziamo con Feltre, Belluno, poi Santa Giustina, Querro, Santo Stefano e così via, proprio per cercare di informare e formare la popolazione su quelle che sono le opportunità e anche le modalità con le quali intendiamo anche aprire a tutti quelli che vogliono manifestare in questa fase di interesse. Magari possiamo anche spiegarlo. Sì, no, lo spieghiamo subito. Quello che volevo chiederle era anche se i cittadini sono pronti, le imprese più piccole, perché abbiamo capito che non è accessibile alle imprese che hanno fatturati importanti. Siamo pronti a questa tipologia di comunità, o c'è ancora diciamo così qualche timore? E la domanda successiva è come riuscire a svincolarsi tra le migliaia di normative che sappiamo, insomma la burocrazia regna sovrana in Italia, per cui non è facile, immagino, gestire il tutto. Sì, allora diciamo che non c'è assolutamente nessuna controindicazione per entrare, perché se gli incentivi sono
tutto sommato non esagerati, ma non c'è nessuna controindicazione, non c'è nessuna spesa per chi partecipa, anzi entrare a far parte di una comunità energetica significa anche avere magari qualcuno alle spalle che dà le informazioni corrette, che cerca di accompagnare in alcuni passaggi anche il cittadino, la famiglia, ma anche l'imprenditore. E allora c'è già un sito anche che è operativo, www.cerdolomiti.it, laddove abbiamo pensato in questa fase un sito strutturato in maniera molto semplice per garantire a chi in questa fase vuole manifestare la disponibilità, vuole essere parte di questa comunità, quindi una manifestazione di interesse, è già possibile farla. Ecco, vi ricordo volentieri che a parte i comuni che stanno entrando, ovviamente sono attraverso il consorzio, hanno costituito la comunità energetica, ma ci sono già delle piccole e medie imprese con le quali ci siamo già incontrati, perché vogliono mettere a disposizione i propri impianti che, ricordo, devono essere realizzati dopo la data di costituzione, quindi dopo la metà di luglio nel nostro caso. Ma ci sono già le associazioni di categoria, in particolare Confindustria, Appia, la diocesi di Belluno-Feltre che ha manifestato un interesse con il quale siamo in collegamento, quindi tutta una serie di altre associazioni, ma anche i cittadini che vanno coinvolti proprio per quell'equilibrio tra la produzione e il consumo che è fondamentale per avere i massimi benefici da tutta questa operazione. Ecco, aggiungo anche, se mi è consentito, certo, assolutamente sì, che la Fondazione ha nominato un consiglio di amministrazione nel momento della sua costituzione, che oltre al sottoscritto fanno parte del consiglio di amministrazione, la vicepresidente che è Francesca Passuello, poi c'è Marco Genova, entrambi cadorini, c'è Luciano Dapian che è di Belluno e Giovanni Gaz che è di Feltre. Lo dico con molta sincerità, non ci conoscevamo e gli enti fondatori hanno inteso proporre questi nominativi all'interno del consiglio di amministrazione. Stiamo lavorando da qualche mese con passione e determinazione, non per quanto mi riguarda ma per gli altri, anche con serietà, quindi mi sembra ci sia una squadra che nasce, poi stiamo, questo è importante, perfezionando non senza qualche difficoltà anche l'iscrizione come ente del terzo settore, quindi siamo una onlus a tutti gli effetti. Lo sottolineo anche per evitare poi fraintendimenti o dubbi di qualsiasi tipo, operiamo tutti all'interno del Consiglio di amministrazione a titolo gratuito, quindi siamo stati chiamati e ci spingono motivazioni che sono davvero, che vogliono andare a creare un qualcosa di utile e di positivo anche per il nostro territorio provinciale. Ecco, vostro territorio provinciale che vantaggi potrà avere da questa tipologia di comunità? Ma allora, oltre ai benefici e ai vantaggi dei singoli componenti, esatto, mettiamolo così, ma l'obiettivo è che questa comunità, se vogliamo anche un obiettivo ambizioso che noi cogliamo ovviamente da quello che ci è stato trasmesso dagli enti fondatori, un modello che parli davvero a tutto il bellunese e che vada anche al di là dell'aspetto energetico, di ritrovare in qualche maniera quel senso di comunità che non solo e non tanto a Belluno, ma penso un po' più in generale, alle volte, ahimè, abbiamo forse perso o si sono attenuati magari alcune componenti che ci hanno fatto perdere un po' questo significato. Quindi è importante anche riuscire a riscoprire in un ambito che secondo noi in maniera intelligente è stato individuato nell'intero territorio provinciale. È più fatica perché gestire 18 comunità, configurazioni, attraverso anche delle assemblee che avranno potere decisionale, quindi è un istituto davvero democratico come impianto. Noi speriamo di riuscire a coglierne anche tutti questi aspetti, ma diventa quindi fondamentale che tutti gli attori lavorino per un fine energetico da una parte, ma anche, se vogliamo, un po' più nobile, quello di riscoprire questo senso, come si diceva, di comunità, e quindi di lavorare soprattutto per i nostri giovani, di lasciargli un ambiente un pochino migliore rispetto a quello che oggi abbiamo, e anche un'appartenenza a un territorio anche al di là dei nostri confini, che possa metterci e lavorare in maniera più sinergica e con meno attriti e meno problematiche. Ecco, questo è un po'
E allora ricordiamo, da domani si parte a Feltre alle 20 Palazzo Bianco e poi Belluno, Santa Giustina, Setteville, Stefano di Cadore, però immagino insomma che sui vostri siti si trovi il calendario completo, Presidente, dei vari appuntamenti aperti a tutti, insomma a chi ha quei requisiti che lei ha ricordato all'inizio per partecipare, capirne un po' di più ed eventualmente dare la propria disponibilità, aderire. Assolutamente, quindi è un obiettivo, come dicevo prima, ambizioso, ma ricordo volentieri, non l'ho fatto prima e da ultimo, quindi, ma non per ultimo, come sia nato il tutto dalla sensibilità dei comuni, del Consorzio Bimpiave, che non ringrazieremo mai abbastanza anche su questa partita, con un contributo importante di Cari Verona, che ha scelto poi un partner, un advisor, che è la DBA Group, l'ingegnere Francesco De Bettini in particolare, che oltre ad essere una società di ingegneria di dimensioni tali da è difficile inquadrarla, ma lavora a livello mondiale, ma con una passione, perché arriva dal Comelico, che riesce a trasmettere un po' a tutti noi e quindi un valore aggiunto davvero in più. Ma c'è la collaborazione anche del Centro Studi Bellunese, l'ingegner Piccoli, che ha un'esperienza poi nel settore, quindi c'è la garanzia che ci sono dei tecnici che ci stanno accompagnando in un percorso, come dicevo, non facile, però dall'altro lato è appassionante e noi con determinazione cercheremo di lavorare in questa direzione per anche con un obiettivo, dicevo prima, tra gli obiettivi anche se vogliamo un po' ambiziosi, è quello non certamente di fermare lo spopolamento, ci mancherebbe, ma almeno di essere assieme ad altri, mettere un piccolo tassello per fare in modo che i nostri ragazzi si fermino qua e essere anche attrattivi, come lo sono altre parti della montagna a livello nazionale. Pensiamo ai nostri vicini speciali Trentini e Alto Adige. Ecco, ci piacerebbe riuscire a lavorare anche in questa direzione, insomma, su un settore che non è semplice, ma è, come dicevo, appassionante. Siamo tutti chiamati quindi a far parte di questa straordinaria comunità, con tempi e modi che ognuno intenderà darsi, ma potremo, secondo noi, avere una comunità energetica che riuscirà anche a cogliere nel segno su quelle che sono le aspettative del nostro legislatore, sia a livello europeo sia a livello nazionale. Presidente, grazie davvero, perché ci ha aiutati a conoscere queste nuove realtà, insomma abbiamo capito quanto siano importanti per un territorio come quello bellunese. Lei ha detto non fermeremo lo spopolamento, ma dico insomma se nessuno fa qualcosa chiaramente è difficile fermare i meccanismi in atto, e voi ci state provando con questa importante iniziativa, e torneremo magari ad aggiornarci su come continuerà e proseguirà, su come reagiranno anche naturalmente le realtà del territorio. Grazie davvero ad Antonio Barattin, Presidente CER Dolomiti, in bocca al lupo per questo progetto e buona domenica ancora. Grazie Presidente. Grazie molte a voi. E noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta e torniamo alla cronaca. Mestre, il Partito Democratico chiede un incontro urgente con la Giunta entro Natale dopo la nuova violenta aggressione a scopo di rapina avvenuta lungo il sottopasso di Via Dante. Barbara aggressione a scopo di rapina, l'ennesima a Mestre lungo il sottopasso di Via Dante, lato stazione ferroviaria, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Aggrediti e pestati selvaggiamente da un gruppo di 6 persone di varie nazionalità, 2 operai di origine africana, che finito il turno di lavoro verso l'1:30 del mattino, mentre stavano cercando di raggiungere la propria abitazione a Marghera, si sono trovati letteralmente accerchiati dai facinorosi che a mani nude, pare anche con degli oggetti atti ad offendere, li hanno picchiati a calci e pugni per tramortirli e lasciarli a terra esanimi al fine di derubarli di zaino, cellulare e portafogli con il contante presente.
fenomeno gravissimo su cui si spera che le forze dell'ordine facciano chiarezza quanto prima. È un sottopasso utilizzato moltissimo da cittadini e lavoratori, che unisce due parti della nostra città, appunto la parte di Mestre con la parte di Marghera. Subito sul posto gli agenti delle volanti, chiamati in soccorso dagli stessi operai aggrediti, che sebbene tramortiti e sanguinanti sono riusciti, tornando indietro lungo lo stesso pericolosissimo sottopasso, a raggiungere la stazione e il presidio di forze di polizia sempre presente. Da qui l'inseguimento e il fermo da parte degli agenti delle volanti di due degli aggressori. Si tratta di una ragazza veneziana di 27 anni e di un marocchino di 33 anni. A fine anno previsto l'avvio dei cantieri di RFI per la nuova stazione dei treni, con la riqualificazione dell'area, come annunciato in pompa magna dalla stessa RFI a febbraio scorso, con la presentazione del piano, ma è ancora tutto fermo, sembra, a causa della mancanza di risorse. Che fare nell'attesa? I sottopassi devono assolutamente essere riqualificati, controllati, la zona deve essere illuminata, presidiata, facendo un lavoro appunto capillare. La proposta del PD con il segretario della zona e già consigliere comunale, nonché da sempre residente nell'area in questione. Secondo noi, se si apre la sede di Via Sernaglia, che è una sede pubblica, facendo un intervento, un incontro serale, proponiamo prima di Natale, anche cadenzandolo una volta alla settimana, sarebbe importante per andare operativamente a parlare di cosa poter fare. Attimi di panico venerdì sera in superstrada Pedemontana, dove un camper ha preso fuoco, il camper di una famiglia di Giavera del Montello. Le fiamme hanno distrutto il casello, ma mamma, papà e figli fortunatamente si sono salvati. Paura e danni al casello della strada Pedemontana Veneta di Bassano Ovest, dove un camper ha preso fuoco nella tarda serata di venerdì. Nel mezzo c'era una famiglia di Giavera del Montello composta da 4 persone, fra cui 2 bambini piccoli. Il papà, che era alla guida, ha sentito un forte odore di fumo mentre viaggiava in direzione di Treviso e ha deciso di uscire a Bassano del Grappa per verificare cosa stesse accadendo. Giusto il tempo di fermarsi al casello e le fiamme si sono sprigionate dal vano motore. A quel punto l'uomo ha fatto uscire tutti dal camper, che ha rapidamente preso fuoco. La famiglia si è messa in sicurezza e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. Nel frattempo una delle bombole di CPL del veicolo è esplosa con una fiammata altissima, mentre l'altra è stata salvata dall'entrata in funzione della valvola di sicurezza. I pompieri hanno domato le fiamme, che intanto avevano completamente distrutto il camper e si erano propagate al casello. La struttura è stata gravemente danneggiata dal fuoco e non sarà utilizzabile fino al completo ripristino. Alle operazioni di messa in sicurezza hanno partecipato anche la Stradale di Vicenza, il personale della Pedemontana e il responsabile del casello. Il camper è irrecuperabile, si stanno valutando ora i danni complessivi, ma la famiglia è rimasta del tutto illesa grazie alla prontezza di riflessi del conducente, che ha capito subito la gravità della situazione. Tamponamento a 3 succede nel Vicentino, a Tiene, dove l'automobilista responsabile dell'incidente si allontana senza consegnare i propri dati, ma viene rintracciato per un particolare che non sfugge alla polizia locale. Tiene, tamponamento a 3. Siamo in via Santa Maria dell'Olmo. Qui nel tardo pomeriggio il semaforo dell'attraversamento pedonale davanti al cimitero è rosso, ma un'auto arriva e tampona la vettura davanti, che a sua volta viene spinta contro la prima macchina della fila. I conducenti scendono e concordano sulla necessità di firmare una constatazione amichevole, ma poi il responsabile del tamponamento, con una scusa, rientra in auto e si dà alla fuga senza lasciare i suoi dati. I 2 automobilisti rimasti non riescono a prendere la targa e, vista la situazione, chiamano la polizia locale Nevi. Una pattuglia arriva sul posto e gli agenti si rendono conto che, in seguito al tamponamento, i caratteri della targa dell'automobilista che se n'è andato sono rimasti impressi sul paraurti posteriore della macchina tamponata. Insomma, in qualche modo, senza volerlo, il furbetto se n'è andato lasciando i dati necessari a rintracciarlo, e infatti, grazie a questo caso fortuito e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno individuato chiaramente la vettura che si era data alla fuga e hanno rintracciato l'identità del suo proprietario. Al furbetto arriveranno le sanzioni del caso.
Un peso nel cuore, così il sindaco di Venezia ha definito l'inchiesta Palude che lo vede indagato per corruzione. Brugnaro ha ribadito che parlerà con i magistrati non appena avrà accesso alle carte. Sulla vendita dei pili affiorano intanto nuovi dettagli dai documenti sequestrati al suo vice capo di gabinetto. Umanamente come persona per lei che Natale arriva? Un Natale di... È pesante, l'ho detto ieri, insomma, è un peso nel cuore, insomma, ma siccome penso che fare i vittimisti non serve a niente, l'ho detto perché ogni tanto mi viene fuori, non aver fatto niente, però fa parte del gioco. Nessun vittimismo, dice Luigi Brugnaro, ma certo non può non esserci un peso nel cuore di chi sa di non aver commesso niente di male. È un Natale diverso dagli altri, quello che sta vivendo il sindaco di Venezia, indagato nell'ambito dell'inchiesta Palude. Dal punto di vista giudiziario, intanto, è di queste ore la notizia di un'annotazione per la vendita dei pili a 200 milioni contenuta nei documenti sequestrati dalla Guardia di Finanza al suo vice capo di gabinetto Derek Donadini. Una cifra che sarebbe stata paventata durante un pranzo con il magnate di Singapore Chin Kiat Kwong e il suo uomo di fiducia in Italia Luis Lotti il 17 ottobre 2016. Una cifra molto più consistente dei 150 milioni riferiti da Claudio Vanin, l'imprenditore che ha fatto partire l'inchiesta, ma che comunque, secondo l'accusa, servirebbe soprattutto ad avvalorare l'attendibilità di quanto finora sostenuto da quello che è il principale testimone dell'indagine. Sempre dagli appunti di Donadini risulterebbe un sopralluogo di Kwong nell'area dei pili il 20 settembre del 2016. C'è un'inchiesta in corso, i magistrati facciano il loro dovere, il loro lavoro e spero che poi la verità verrà fuori, insomma, e quando sarà il momento andrò anche a rispondere, quando mi faranno delle carte andrò a dire visto che non ho fatto niente. Pochi giorni fa il Tribunale del Riesame di Venezia aveva scritto che quanto raccolto dalla Procura porta ragionevolmente a ritenere che vi fosse un accordo illecito tra le parti avente ad oggetto l'adozione dei provvedimenti urbanistici ed edilizi indispensabili per l'attuazione del progetto. Vale a dire la rassicurazione di un raddoppio dell'indice di edificabilità sui terreni in questione e l'adozione di tutte le varianti urbanistiche che si sarebbero rese necessarie per l'approvazione del progetto edilizio ad uso commerciale e residenziale. Un'ipotesi che sia il sindaco Luigi Brugnaro che l'imprenditore Chin Kiat Kwong hanno sempre fermamente e decisamente negato in ogni sede. Non devo cambiare, non devo diventare, perché ti verrebbe di diventare cattivo, di diventare astioso, ecco, io ho deciso che voglio restare buono, sono sempre stato, 63 anni non ho mai fatto niente a nessuno, non mi faccio rovinare la vita, fa parte anche del ruolo pubblico probabilmente, non lo auguro a nessuno, non lo auguro al mio peggior nemico, non auguro una cosa del genere. E siamo alla politica con le tensioni in casa Lega. Ieri il presidente Luca Zaia ha ammesso le tensioni con Salvini. Intanto tra i colonnelli c'è chi è pronto allo strappo. E allora andiamo subito a Treviso dal nostro Lucio Zanato insieme a Dimitri Coin, segretario della Lega di Treviso, per capire se questo strappo ci sarà o se in un anno meno che manca si riuscirà a ricucire quella che sembra una frattura sempre più profonda. Buongiorno Lucio, buongiorno a Coin, buona domenica ad entrambi. Buongiorno, buona domenica a te e a tutti i nostri telespettatori. Onorevole, allora intanto cominciamo con Roma. Come si sta leggendo a Roma quello che si dice sta capitando a Milano? Buongiorno a tutti. Sta capitando quello che sta capitando a Milano, dipende su che fronti, insomma i fronti aperti mi sembra siano abbastanza per quanto ci riguarda, ma anche se credo che comunque siano sempre sovradimensionati poi nella comunicazione, perché la dialettica interna ci sta tutta, ma insomma mi sembra di percepire qualcosa anche di eccessivo. Ecco, c'è diciamo così una specie di discussione interna all'interno della Lega sulla prossima presidenza della Regione del Veneto, c'è chi dice che il segretario Salvini sarebbe disposto a barattarla con la Lombardia, c'è chi dice invece che è un presidio che non va lasciato da parte, anzi non va ceduto a Fratelli d'Italia. Questo porta naturalmente a delle discussioni all'interno proprio anche della coalizione di centrodestra. Ieri abbiamo sentito il governatore Zaia, abbiamo chiesto se queste fibrillazioni possono in qualche maniera aiutare invece il centro-sinistra a pensare a un candidato
candidato importante per le prossime regionali. Ma io penso che il Veneto sia comunque una delle regioni più importanti d'Italia, e non è che lo penso io, ma insomma sono i dati che lo dicono, per produttività, per turismo, per mille dinamiche, per brillantezza dei servizi sociali piuttosto che del mondo sanitario, comunque una regione che politicamente interessa a tutte le componenti poter andare a amministrare. Pensare che un centrodestra comunque unito possa lasciare spazio a un candidato di centrosinistra, il Veneto ha dimostrato storicamente che ha una collocazione, una connotazione politica ben precisa, e questo francamente non mi sembra un percorso verosimile. Dopo in politica tutto può capitare, sono i cittadini che decidono, vediamo che vanno a votare sempre in meno, per cui ogni risultato può essere che accada. Per quanto riguarda la Lega e la dialettica interna alla Lega sulle scelte del prossimo candidato, speriamo che ci sia ancora spazio per togliere il limite dei mandati, perché io sono del parere che un limite dei mandati voglia dire partire dal presupposto che i cittadini non sanno decidere, non sanno scegliere, non hanno la maturità per poter scegliere. Nel momento in cui un presidente o un sindaco concentra troppo il potere su di sé, i cittadini saranno in grado di decidere se sostituirlo. Mi sembra piuttosto un desiderio della politica partitica, della quale anch'io faccio parte, di poter andare a controllare. Io credo che i cittadini debbano essere sovrani su questo. Ecco, appunto, cittadini sovrani, però c'è un'analisi da fare. Il centro-sinistra si sta più centralizzando, lo vediamo nelle regionali. Il nuovo governatore è più filo Bonaccini che non filo Schlein, in Umbria addirittura è la sindaca di Assisi, quindi chiara matrice cattolica. Insomma, c'è voglia più di centro che non di estremismi? Ma no, io penso che ci sia voglia più di politica e di una politica che risolve i problemi ai cittadini, perché quando si fanno tante riflessioni sul perché la gente non va più a votare, la soluzione io credo sia semplicissima: la gente non va più a votare perché vede che la politica risolve poco i problemi ai cittadini secondo le aspettative che questi hanno e con la velocità che i cittadini si aspettano. Ecco, un'ultima battuta: ieri il Presidente Zaia ha presentato il suo libro sull'autonomia, dice che sono riusciti a far passare per vittoria quella del referendum chi vuole abrogare, diciamo così, l'autonomia della legge Calderoli, quando invece è stata una sconfitta. Perché? Perché comunque il referendum sì, probabilmente non ci sarà, ma soprattutto la legge è stata confermata. Sì, questo è assolutamente vero, quello che dice il Presidente è assolutamente vero, però noi dobbiamo tenere sempre presente quello che siamo, ormai lo sto dicendo da tantissimo tempo. Noi siamo comunque una regione che in 25 anni ha 470 miliardi di residuo fiscale, cioè una regione che è riuscita a versare nelle casse dello Stato 470 miliardi di euro in più rispetto a quelli che poi sono ritornati sul territorio. 1833 sono quelli versati in più dalla Lombardia, cioè due regioni che da sole fanno più o meno i 2/3 del debito pubblico in 25 anni. Quindi l'autonomia, ma se l'autonomia dovessero in qualche modo ostacolarla così, io sono straconvinto che tutti i movimenti indipendentisti che ci sono in Veneto riprenderebbero forza da dati oggettivi, perché quelli che vi ho appena detto sono dati forniti dal Ministero, non sono dati da qualche centro studi veneto, sono dati ministeriali, dati romani. Ecco, appunto, lei è a Roma, ma i 20 romani come sentono queste fibrillazioni nelle province, diciamo, lontane dall'impero? Ma probabilmente non li percepiscono. Perché anche l'autonomia è comunque frutto di un accordo politico che è sostenuto da tutte le forze politiche del centrodestra. Il mio vicino di banco in aula, Domenico Furgiuele, calabrese, la sostiene convintamente, perché è convinto che possa essere un miglioramento delle condizioni anche per la sua regione, che è comunque una regione che ha delle difficoltà quando ancora l'autonomia non c'è. Quindi dire che l'autonomia è un percorso che va a danneggiare l'Italia o che va a dividerla, l'Italia di fatto è già ampiamente divisa, lo vediamo tutti i giorni. Però per ultimo, ma questo percorso proseguirà oppure, come dicono le sinistre, ormai la legge è cotta?
No, il percorso proseguirà e l'alternativa è quella che vi ho detto prima, ne sono assolutamente convinto. Grazie. Francesca, se hai domande, se no ti restituisco la linea. Siete stati più che esaurienti, grazie davvero a Lucio Zanato e grazie a Dimitri Coin. Insomma, si continuerà a parlare ancora a lungo e di autonomia e delle tensioni in casa Lega, ma noi adesso cambiamo argomento, parliamo di artigiani che rappresentano il cuore pulsante dell'economia veneta. Ne parliamo con il neoeletto presidente di Confartigianato Castelfranco, Maurizio Cattapan. Buongiorno e buona domenica, Presidente. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli telespettatori di questa opportunità e grazie. Intanto complimenti per questa rielezione, altri 5 anni di sfide da affrontare, perché ce lo stavamo dicendo prima, il mondo cambia, l'economia cambia, i mercati cambiano, bisogna essere sempre competitivi. Le nostre aziende sappiamo essere piccole e medie aziende, spesso a conduzione familiare, però bisogna comunque rinnovarsi. Assolutamente sì, chiaramente gli artigiani, ribadiamo sempre il concetto che io dico che l'Italia, e lo ricordiamo che il 95% è formata da microimprese, quindi l'ossatura della nostra nazione è su questo. Guardando nel contesto internazionale, perché dobbiamo partire purtroppo da lì, cioè le guerre in atto che ci sono, i cambiamenti economici tra Stati Uniti, Cina e tutte queste contrapposizioni, difficoltà che abbiamo qui in Europa a legiferare in maniera, io dico, importante e produttiva, e la crisi che dalla Germania purtroppo si riflette anche nel nostro territorio, ci mette su una dura sfida, perché gli artigiani della nostra zona, della nostra provincia, sono direttamente collegati con tutte queste condizioni, e questo mi fa pensare che veramente dobbiamo essere flessibili ed essere pronti ad ogni cambiamento. Per far questo io credo che l'associazione, di cui mi onoro di essere il presidente, che porterà avanti per altri 5 anni il mandato, deve dare una continuità nei servizi e un rinnovamento per dare supporto e assolutamente essere proattiva nel accompagnare le nostre aziende, i nostri artigiani, proprio per essere più dinamici e più flessibili su questo mercato che purtroppo, ahimè, ad oggi ci sono queste difficoltà. Bisogna in qualche modo non subire i tempi che cambiano, ma anticiparli, guardare oltre. Chiaramente dobbiamo essere lungimiranti e cercare di avere una visione su questo, cioè nel senso di pensare proprio a una diversità che i nostri artigiani possono mettere a terra per quanto riguarda la diversificazione di quelle che possono essere proprio le attività in essere. Quindi pronti a questo, essere ad esempio pronti a internazionalizzare le nostre aziende. Su questo Castelfranco Veneto è da alcuni anni che sta portando avanti un discorso di accompagnamento all'internazionalizzazione dei nostri soci. Perché? Perché dobbiamo vedere nuovi mercati, dobbiamo purtroppo essere pronti a diversificare la nostra produzione e i nostri magari clienti storici che si aveva, dobbiamo essere flessibili in questo, se vogliamo mantenere un tessuto economico attivo ed efficiente, perché l'economicità delle nostre aziende si riflette anche su una socialità, quindi c'è una responsabilità all'interno proprio, anch'io sono un artigiano, ho un'azienda e devo essere, sono responsabile e mi sento responsabile dei miei dipendenti e delle loro famiglie, quindi qui dobbiamo far passare anche un messaggio di supporto e di sociale, perché non dimentichiamoci che nel periodo di Covid, che in questi anni veramente abbiamo passato di tutto, e questo gli artigiani sono stati
ben fermi con la barra dritta, hanno dato supporto, le associazioni sono state punto di riferimento per la divulgazione di informazioni e quant'altro, quindi senz'altro qui c'è un pensiero un po', diciamo, da un punto di vista non solo economico, ma io dico anche sociale. C'è una tenuta sociale da mantenere chiaramente, sappiamo esserci però un grande nodo che pesa sulle imprese ed è quello del personale. Si fatica a trovare nuova forza, si fatica anche a volte ad avere un cambio generazionale all'interno delle imprese che magari hanno al vertice chi ha qualche anno in più, si cerca appunto di passare il testimone ed è difficile farlo. Anche per voi esiste questa problematica, Presidente? Sì, assolutamente. Questo il problema di trovare del personale e sono due temi, diciamo, io li distinguerei abbastanza nettamente. Allora, il problema del personale, di trovare nuovi giovani e persone che si affaccia al mondo del lavoro, veramente è un'emergenza, perché ormai siamo arrivati, io dico, in fase di emergenza. Una possibile, diciamo, soluzione come Confartigianato Castelfranco Veneto è stata, l'abbiamo adottata già da un po' di anni e vedo che ci sta dando dei buoni frutti. Qual è? È quella di mettere a terra, e siamo tra le poche realtà a Castelfranco e so che ne sono un pochi in Italia, di mettere a terra la famosa legge dell'apprendistato duale, che vi ricordo è una legge, pensate, che era stata promossa dalla dottoressa Fornero insieme a Ursula von der Leyen ancora, stiamo parlando di quasi 20 anni fa. Sì. Quindi noi abbiamo cercato di metterla a terra e come abbiamo fatto? Abbiamo fatto degli accordi sindacali con delle scuole dove noi andiamo a portare in azienda, assumere dei ragazzi di quarta e quinta superiore, per ora per istituti tecnici professionali, dove all'interno delle aziende questi ragazzi, oltre ad essere regolarizzati con i contributi previdenziali e quello che viene previsto per legge, hanno la possibilità di fare un percorso di formazione però continuo, nel senso, vi porto un esempio, un ragazzo del quarto anno lavorerà 2 giorni per tutto l'anno in azienda, il resto dal mercoledì, lunedì e martedì, normalmente adesso questa è la nostra esperienza, lunedì e martedì lo fa all'interno dell'azienda, dal mercoledì comincia a torna a scuola e fa tutto il suo iter. Questo cosa permette? Permette che il ragazzo si formi. Abbiamo i ragazzi che hanno aderito a questa attività, dicono i professori, i tutor, ma in generale hanno una maturazione completa, assumono il senso, cioè devono cominciare a lavorare in squadra, rispetto degli orari, tutta una serie di considerazioni su quello che è l'attività lavorativa rispetto. Questo ci comporta che dopo 2 anni l'azienda ha già, diciamo, se al ragazzo va tutto bene, il tipo di lavoro e quant'altro, ha già un personale formato, il ragazzo nel frattempo ha avuto la possibilità di guadagnare qualcosa, nei periodi estivi se ha voglia di mettersi in gioco la possibilità è in regola con tutta la formazione e sicurezza. Questo è abbiamo visto, vi porto di numeri, noi abbiamo a Castelfranco già più di 70 ragazzi che stanno facendo questo tipo di attività nelle varie aziende tra i nostri soci. Ce l'ho anch'io nella mia azienda, tranquillamente, noi cerchiamo ogni anno di fare questo tipo di attività. Vediamo che porta dei frutti, cioè nel senso che i ragazzi sono contenti, sono motivati, le aziende hanno chiaramente un interesse a formare i ragazzi perché poi si trovano un personale già formato e in questo ambito diciamo che credo che sia l'unica maniera e credo che io direi diciamo anche a livello politico regionale se si parlasse di più di mettere a terra questo tipo di collaborazione tra mondo del lavoro e mondo della scuola tutti ne avremo dei benefici perché c'è poco da dire, dobbiamo avere un collegamento continuo mondo del lavoro-scuola. È chiaro che si chiede, e lo capisco, c'è un sacrificio dal mondo diciamo, della scuola perché
c'è una modifica dei programmi, c'è un impegno, però a detta dei risultati che abbiamo già portato a conoscenza anche del pubblico, cioè, la maturazione dei ragazzi e la qualità che i ragazzi hanno dopo questo tipo di formazione è completamente diversa da chi rimane solo a scuola. Questo a detta dei professori. È possibile stimare, Presidente, chiedo scusa, una percentuale di chi una volta diplomato, che ha fatto questa esperienza, poi effettivamente viene assunto in quell'azienda? Siamo quasi la totalità, stiamo parlando quasi del 100%, credo che siamo intorno al 95%. E questo credo che sia l'importanza di questi percorsi. Sì, questo percorso, da detta meno, dico quasi proprio casi sporadici che ci stanno, nel senso che a volte non viene collimato. Che quello non è il proprio lavoro, non ci sta. Però questo comporta veramente a essere, diciamo, avere un risultato, un obiettivo e un progetto che funziona. Cioè questo è un progetto che, vista l'esperienza che noi abbiamo avuto, è un progetto che funziona. Quindi ecco, su questo, nell'ambito di quello che riguarda la ricerca dei giovani e il mondo del lavoro. Nel discorso del cambio generazionale, sì, anche lì è una difficoltà, perché ci rendiamo conto che effettivamente il passaggio generazionale tra, diciamo, il padre fondatore che ha messo e che magari è ancora, perché l'artigiano non molla mai, diciamo il padre settantenne che è ancora lì, fanno fatica a lasciare le guida o dare diciamo, competenze ai propri figli. Però ecco, su questo l'associazione Confartigianato Castelfranco Veneto ha tutta una serie di strumenti di accompagnamento e di formazione, perché di questo si tratta, cioè dobbiamo prendere in mano i figli, cioè chi deve imprendere, e dargli praticamente una preparazione, perché al giorno d'oggi assolutamente l'artigiano, allora un'azienda artigiana non è saper solo fare il lavoro, ormai l'artigiano, un'azienda artigiana deve essere in primis un imprenditore. Perché? Perché ormai i vari aspetti che ci sono per gestire un'azienda, chiamiamola anche artigiana, ma vi dico anche se è di 5-10 dipendenti, quindi piccola, ha le stesse peculiarità di gestione per il controllo, per tutto quello, i rapporti con il personale, perché ricordiamoci che l'attività che si fa all'interno di una piccola azienda è lo specchio che i valori e i punti dove deve andare a intervenire l'artigiano sono gli stessi per un'azienda che è di 50 o 100 persone, perché i punti da gestire devono essere gli stessi. Un'azienda artigiana, se non ha un controllo di gestione, non ha un controllo di quelle che sono la programmazione e una gestione, fa fatica. E dobbiamo dire che i nostri artigiani stanno andando verso questa direzione. L'associazione chiaramente deve essere a supporto e deve dare questo tipo di attività, cioè in maniera da organizzare, pianificare e fare formazione su questo. Quindi anche su questo aspetto c'è la difficoltà, però cerchiamo di dare questo tipo di risposte. Presidente, io la ringrazio perché ci ha raccontato di più del mondo degli artigiani e che, lo ripetiamo, essere fondamentali per il nostro tessuto. Lo ha ricordato lei, negli anni difficili del Covid non hanno mai smesso di rimboccarsi le maniche, di andare avanti, di trovare nuovi spiragli per portare avanti la propria attività, proprio perché c'è quella responsabilità di imprenditore, ma delle famiglie che poi lavorano per voi. Presidente, in bocca al lupo, ma torneremo sicuramente ad aggiornarci da qui ai prossimi 5 anni per le vostre iniziative, per approfondire alcune tematiche, perché no, magari l'aspettiamo con qualche ragazzo che ci racconta la sua esperienza, perché spesso, l'ultimissima battuta, perché la pubblicità tassativa, i ragazzi non è vero che non hanno voglia di far niente. No, assolutamente no, basta saperli motivare. E questo credo sia fondamentale. Grazie davvero al Presidente Maurizio Cattapan, Presidente del Confartigianato Castelfranco, e noi andiamo in pubblicità e torneremo tra pochissimo con i panificatori di Treviso per l'iniziativa legata alla violenza sulle donne. A tra poco.
Se sei vittima di violenza, contatta il 1522. L'abbraccio che sbriciola la violenza torna per il 4º anno consecutivo, iniziativa del gruppo panificatori di Assoconcommercio di Treviso, e si è appena concluso, forse è ancora in corso, l'evento in piazza a Treviso. Buongiorno a Claudia Vedelago, vicepresidente del gruppo panificatori Confcommercio Treviso, e grazie davvero perché l'abbiamo strappata questa giornata intensissima, quindi grazie doppiamente Claudia, ben ritrovata. Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno Francesca. L'evento è appena terminato, è stata una cosa bellissima dove si sono presentate le autorità, il gruppo panificatori, i ragazzi del CFP. Abbiamo fatto delle cose meravigliose, anche il flash mob dei ragazzi per dire basta alla violenza sulle donne. È stata veramente interessante, partecipato, e c'erano anche c'era la polizia con le macchine e con la camionetta per fare appunto formazione contro la violenza. Allora, naturalmente l'abbraccio che sbriciola la violenza, che dal 18 ad oggi ha chiaramente previsto la vendita nei panifici aderenti della pagnotta, la pagnotta dell'abbraccio, i sacchetti con riportato il numero 1522, le informazioni alle donne nel caso siano vittime di una qualsiasi forma di violenza. 4ª edizione, però possiamo dire che c'è stato un importante salto di qualità quest'anno, Claudia, perché l'evento è stato inserito nel programma OFF del Festival Nazionale L'Eredità delle Donne, diretto da Serena Dandini. Voi siete l'unica associazione trevigiana e una delle 8 a livello veneto, e quindi un riconoscimento non da poco. Sì, è stata una bellissima iniziativa presentare questo progetto, che poi è stato scelto dall'Eredità delle Donne. Ci sono 400 eventi in tutta Italia, tra cui 8 nella provincia di Treviso, il nostro unico a Treviso, e il resto sono tra Venezia e Padova, dove appunto questi eventi parlano dell'empowerment delle donne oppure progetti per la violenza contro le donne. E avete voluto, lo abbiamo visto anche nel video, lanciare un messaggio alle persone sorde attraverso la lingua dei segni. Anche questa è una novità molto importante. Quest'anno abbiamo voluto ampliare la formazione, perché ci siamo accorti appunto che ci sono anche le persone non udenti, le persone non vedenti, quindi abbiamo inserito il sito del 1522 e anche l'app scaricabile dove si trovano le informazioni multilingue, e quest'anno abbiamo inserito anche la dottoressa Chiara Scipioni, che ha tradotto l'intero evento con la lingua di segni, perché tutti devono sapere cosa fare in caso di violenza. Ecco, voi avete fatto anche degli incontri nelle scuole. Sì, allora lunedì abbiamo creato questo evento e siccome abbiamo coinvolto i ragazzi del CFP con la dottoressa Morellato, che si occupa di violenza di genere per l'US2, siamo stati a fare una conferenza dove i ragazzi sono stati formati contro la violenza di genere. Ed è stata una cosa molto interessante, e anche ovviamente ha fatto riflettere, perché alla fine della conferenza una ragazza ha avuto il coraggio di parlare della violenza che ha ricevuto. Quindi la formazione nelle scuole è importantissima, perché aiuta questi ragazzi a sapere come agire in caso di violenza. Ecco Claudia, esattamente che cosa è successo? Perché questo è importante, questo coraggio che ha avuto la studentessa. Ci può raccontare chiaramente nel massimo della privacy, ma che cosa è successo? È stata una violenza fisica dove la ragazza diceva che nessuno intorno a lei ha agito per darle una mano. Quindi questa cosa è triste, perché diceva non solo i ragazzi ma anche gli adulti non mi hanno aiutato. Ecco che però ha trovato il coraggio veramente, è uscita dalla conferenza insieme alla professoressa, che è stata brava, perché devo dire proprio che i professori e anche la preside del CFP sono molto attenti, infatti hanno detto se avete bisogno di qualsiasi cosa noi ci siamo il vostro punto di riferimento e siamo a disposizione per darvi una mano. Quindi l'insegnante ha seguito la ragazza, si è fatta spiegare che cosa fosse successo e poi le ha chiesto se la sentiva di raccontarlo.
Sì, poi la ragazza si è alzata in piedi una volta superato il trauma e ha raccontato la sua esperienza. Non ha raccontato nei dettagli, però ha detto: sono stata vittima di violenza e porto a voi la mia esperienza per poter aiutare anche altre persone che magari non hanno il coraggio di parlare. E devo dire che è veramente una grande dimostrazione di coraggio farlo di fronte ai propri coetanei. Sì, veramente. È stata veramente brava, perché io in quel momento mi sono sentita morire. Dovessi essere stata al suo posto, cioè, ha fatto un grandissimo atto di coraggio. E questo sta ad indicare come parlarne non solo il 25 novembre, ma il diffondere il più possibile il messaggio a partire dalle scuole sia fondamentale, e l'esperienza di questa ragazza è indicativa. Perché come il pane, la violenza è quotidiana. Quindi formare i ragazzi a non essere violenti e a sapere quali sono i mezzi a disposizione per contrastare la violenza è importantissimo. Speriamo, infatti anche il Festival Eredità delle Donne si chiama Future quest'anno, e speriamo di creare un mondo senza violenza, dando informazione, quindi lasciando appunto spazio alle cose belle e non alla violenza. Come hanno reagito i vostri clienti di fronte a questa iniziativa? C'è sempre più sensibilità? Sì, i clienti sono coinvolti, tante persone sono venute a prendere il pane che è stato preordinato sul sito, ma tante persone si sono presentate e hanno fatto proprio l'offerta per i centri antiviolenza, anche magari non avendo più a disposizione pane hanno detto: no, noi ci teniamo a fare l'offerta per i centri. Quindi è proprio una cosa sentita e c'è stata abbastanza, c'è stata partecipazione all'evento e i nostri clienti sono ben coinvolti. E anche questa iniziativa, lei ce lo raccontava anche negli anni scorsi, spesso porta le donne a trovare il coraggio di raccontare anche proprio a voi, nel momento in cui offrite la pagnotta, nel momento in cui offrite il sacchetto con i numeri, ad aprirsi e a raccontarvi di essere state vittime di violenza. Sì, diciamo che tante ringraziano per quello che facciamo, appunto perché magari senza dirlo però hanno il coraggio di chiamare il 1522 e di raccontare i propri problemi e trovare una risposta. Questo è importante veramente, e tuttora anche quest'anno i clienti mi hanno ringraziata, nel mio caso personalmente, ma anche dai colleghi ho sentito che è sentito l'argomento. Claudia, si chiude questa settimana assolutamente importante e impegnativa per voi. Chiaramente adesso tutti si aspetteranno per la prossima edizione 2025 altre novità. C'è già qualcosa sul fuoco che state... L'interesse è diventato nazionale, quindi speriamo l'anno prossimo di coinvolgere tutta Italia con questa bellissima iniziativa, e il mio impegno ci sarà, è già presente, quindi speriamo che l'anno prossimo tutti i centri antiviolenza d'Italia ricevano il nostro aiuto, di tutta la categoria dei panificatori. E noi siamo qui a raccontarlo insieme a voi. Grazie davvero a Claudia Vedelago, vicepresidente del gruppo Panificatori Asconconfcommercio di Treviso. Grazie davvero per averci raccontato di questa iniziativa così importante e anche di questa storia davvero forte di questa studentessa. Grazie davvero Claudia, e adesso il meritato riposo. Grazie davvero. Grazie, buona domenica. Grazie davvero a Claudia Vedelago, è un'iniziativa importante, lo ricordiamo, la vendita delle pagnotte, €1 veniva rivolto, dedicato ai tanti servizi sul territorio per aiutare le donne vittime di violenza. L'abbiamo detto nei giorni scorsi che sono numeri in aumento in Veneto e anche nella Marca trevigiana. Adesso l'economia. Ieri a Padova l'Assemblea Generale di Confindustria Veneto Est, che ha segnato il passaggio di testimone al vertice. Paola Carron sarà la presidente per i prossimi 4 anni. L'imprenditrice trevigiana ha dedicato la sua elezione alla sorella scomparsa recentemente. Adesso mi emoziono. Ovviamente a mia sorella Barbara, che
stata con me oggi. La sorella Barbara, scomparsa 5 mesi fa nel cuore, a lei dedica la sua elezione Paola Carron, la nuova presidente di Confindustria Veneto Est. Trevigiana, consigliere delegato del gruppo Carron, per i prossimi 4 anni guiderà le 5.062 imprese riunite dalla fusione di 4 realtà territoriali: Padova, Treviso, Rovigo e Venezia. Eletta a grandissima maggioranza, Paola Carron ha ricevuto il testimone da Leopoldo Destro e nel suo primo discorso, davanti a una platea di imprenditori, al vice premier Antonio Tajani, alla ministra dell'Università Anna Maria Bernini, al presidente del Veneto Zaia, a sindaci e amministratori, elenca le sue direttrici di lavoro. La prima è sicuramente quella di creare servizi innovativi che possano sostenere e affiancare le imprese che stanno affrontando sicuramente un momento difficile. Il secondo è quello di dare forza alla rappresentanza dei territori. Noi ne siamo una dimostrazione. La nostra Confindustria è stata creata sulla base di 4 province, quindi è intraprovinciale, e la terza è quella della forza della rappresentanza. Ecco, noi oggi dobbiamo essere consapevoli che il numero di imprese che rappresentiamo è importante. Per 3 mesi ha percorso il territorio incontrando 1.200 imprenditori. È il tema della manodopera che manca, uno dei principali problemi emersi. Da qui l'impegno a lavorare per permettere l'ingresso di persone da formare e alle quali dare una casa. E poi, come già Leopoldo Destro nel passare le consegne, una serie di richieste al governo. Il tema energia, che rappresenta un costo che ci mette in una condizione di non poter competere con gli altri paesi, non solo quelli europei ma anche quelli extra, Stati Uniti e Cina. C'è il tema 5.0, è un tema fondamentale, le imprese hanno bisogno assolutamente, il prima possibile, di investimenti per l'innovazione e la tecnologia. L'assessore al bilancio del Comune di Venezia, Michele Zuin, conferma che sarà direttamente l'Avvocatura Civica di Ca' Farsetti a procedere per dare la caccia a chi abbia usufruito, pur non avendone diritto, al QR code ceduti regolarmente a chi, come detto, non aveva i requisiti per non pagare il contributo d'accesso alla città. La lotta a presunti furbetti del QR code non arretra. La linea del Comune non cambia, sarà però direttamente l'Avvocatura Civica di Ca' Farsetti ad avviare tutte le procedure, anche legali, necessarie per individuare presunte violazioni nell'utilizzo del QR code, i codici richiesti da veneziani ma poi passati ad amici non residenti in città, per evitare che questi pagassero il contributo d'accesso nelle giornate di primavera, estate scorsa, in cui questa misura, nata e istituita dal Comune per regolare i flussi turistici nel centro storico, era in vigore. La Procura sta valutando anche l'ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni proprio del Comune, nel caso in cui questi codici, che consentivano l'ingresso gratuito a veneziani e veneti in città anche durante le giornate di punta, fossero stati effettivamente utilizzati da chi non ne avrebbe avuto diritto, l'irregolarità costituirebbe un'ipotesi di reato. Per questo il Comune si è attivato per dare la caccia ad eventuali furbetti, dando mandato all'Avvocatura Civica di procedere in tal senso, dopo l'inchiesta e le indagini aperte dalla Procura. Cosa scaturerà dalle indagini ancora non si sa, ma l'amministrazione intanto si è voluta cautelare. Lo ha confermato l'assessore comunale al bilancio, società partecipate e traffico acqueo Michele Zuin, pur senza entrare nei dettagli della delicata questione. Sì, nel senso che è d'ufficio, nel senso che lo fa l'Avvocatura Civica, e perché ci siamo accorti che rilasciavano questi QR code in modo irregolare e quindi si procede d'ufficio come deve essere in questi casi. Da parte dell'Avvocatura Civica? Da parte dell'Avvocatura Civica. Sono una trentina i treni soppressi tra arrivi e partenza alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia per lo sciopero del personale del settore. Sul tabellone le voci che riguardano i treni cancellati fino al primo pomeriggio sono 18 su 40, solo 2 segnalano un ritardo di 80 minuti, il treno proveniente da Napoli, e di 8 minuti invece quello previsto da Roma Termini. Per quanto riguarda le partenze, i treni soppressi sono 8 su 40. Anche la delegazione dei pescatori veneti ieri ricevuti in udienza privata da Papa Francesco in occasione della giornata mondiale della pesca. In
discepoli sono descritti come affaticati nel remare per colpa del vento contrario o ancora provati dall'insuccesso, mentre stanchi ritornano a terra a mani vuote, dicendo abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. I versi del Vangelo secondo Luca con la pesca miracolosa, così Papa Francesco nel discorso di sabato 23 novembre, ricevendo un'udienza privata in Vaticano i pescatori, tra loro la delegazione veneta con le operatrici del settore guidata da Alessandro Faccioli di Coldiretti Veneto. L'incontro per parlare delle difficoltà del settore in occasione della Giornata Mondiale della Pesca, come raccontano i video e le foto forniteci dal sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, che ci ha autorizzato a pubblicare prendendole dalla sua pagina Facebook. Anche lui presenta l'udienza. Eccolo in primo piano col Santo Padre e con il bragozzo del maestro Roberto Carisi di Chioggia, dono dei pescatori della città, insieme a quelli veneziani. Quindi su tutte la storia emblematica di Federico Falconi, giovane pescatore veneto, dopo aver allestito un allevamento di vongole con importanti investimenti, ha visto la sua produzione dimezzata da marzo di quest'anno, sia a causa delle alluvioni con l'acqua mista a fango che i fiumi hanno riversato in mare, sia per gli attacchi del granchio blu. Pescatori veneti che hanno voluto condividere con Papa Francesco i grandi problemi che affliggono il settore. Lupi scatenati sull'altopiano di Asiago, la nevicata delle scorse ore li ha spinti ancora più vicini alle case dove proseguono le predazioni anche ai danni dei selvatici che cercano cibo e protezione. La prima neve ha spinto i branchi di lupi attivi sull'altopiano dei 7 comuni ancora più vicini ai centri abitati e alle case. Dopo le predazioni e danni di molti cani della settimana scorsa, nelle ultime ore i selvatici si sono dedicati alla selvaggina presente nei pressi delle aree abitate. Un lupo è stato fotografato, ad esempio, nella zona del Sasso di Asiago mentre si avvicina al bosco portando con sé la preda appena fatta a pezzi. Nelle vicinanze delle case di Foggia sono stati trovati invece i resti di quella che probabilmente era una femmina di muflone. La carcassa è stata spolpata e abbandonata dopo la predazione. Fino a qualche anno fa i mufloni erano molto diffusi in alcune zone del comprensorio, con numeri anche importanti a Rubbio. Ma la presenza di lupi, diventata ormai stanziale con parecchi branchi e una dispersione di elementi verso la pianura, sta riducendo in modo drastico la presenza di ungulati. E così, con l'inverno alle porte, il timore è che i predatori si avvicinino ancora alle case e alle stalle, come è accaduto puntualmente negli ultimi anni. Basilica di San Marco, prima uscita pubblica del nuovo Consiglio della Procuratia. Tanti i temi caldi sul tavolo, dai 10 milioni di euro arrivati nel 2024 da fondi ministeriali per la manutenzione della Basilica di San Marco per consentire importanti lavori. Poi il monitoraggio dei flussi dei visitatori, anche se per il momento non è l'ordine del giorno il numero chiuso per l'entrata in Basilica. La prima riunione del nuovo Consiglio della Procuratoria di San Marco, guidato dal primo procuratore, l'avvocato trevigiano Bruno Barel, è partita con più di 20 punti all'ordine del giorno. Presenti a Venezia per la riunione con Barel Paolo Chiarottini, Chiara Boldrin, Alberto Torsello e Renato Poletti. In collegamento c'era invece anche Renato Brunetta, mentre Monsignor Angelo Pagan, braccio destro del Patriarca, non ha potuto partecipare per impegni pastorali. Come primo passo la Procuratoria ha voluto incontrare tutti i dipendenti. Poi il Consiglio ha confermato all'unanimità il proto architetto professore Mario Piana. Finora abbiamo giocato in difesa dell'acqua alta, adesso giocheremo in attacco perché c'è bisogno di una nuova stagione che faccia conoscere tutte le risorse di questa Procuratoria, a cominciare dal capitale umano che abbiamo a livello nazionale. Per quanto riguarda il 2025, noi stiamo puntando molto sul rafforzamento organizzativo interno e quindi attrarre giovani di qualità che con le mani esprimono la loro grandezza di maestri d'arte. Abbiamo una bella responsabilità di creare questa squadra a tutto l'entusiasmo per salvaguardare e pensare alla manutenzione e alle migliorie, all'efficientamento. Abbiamo avuto la visione di quel che c'è da fare, sia nel senso materiale, cioè gli interventi che si debbano fare in Basilica, perché il Proto ha preparato un programma pluriennale, vale almeno una 50 di milioni, ma soprattutto noi abbiamo altre direzioni dove si può diciamo, dirigere l'attività della Procuratoria, tutta la fascia culturale.
Da una basilica all'altra, da quella di San Marco a quella palladiana, che questo Natale si vestirà di luci e colori. Sono iniziati i lavori per la realizzazione di videoproiezioni. Un Natale decisamente diverso. La Basilica Palladiana, capolavoro architettonico, che diventa tela su cui proiettare figure, luci, colori. Una vera e propria rivoluzione quella di Piazza dei Signori per le feste che stanno per cominciare. Giochi di luce, di ombre, di proiezioni e di videoproiezioni che illumineranno tutti i monumenti della piazza, la Basilica, la Torre Bissara, Palazzo Uffici, la sede del Comune, il Monte di Pietà e la Loggia del Capitaniato. In una narrazione che sarà molto suggestiva ci saranno ovviamente degli elementi di Natale, ma ci sarà una storia, una narrazione della storia di Vicenza, e quindi le mani del Palladio che disegneranno la città. E Faber Aura, il nome del progetto video, che è stato scelto per il progetto videomapping, parlerà di artigianato a Vicenza, quindi arte orafa, l'arte della ceramica, l'arte della lavorazione della pelle e l'arte tessile. L'idea di proiettare uno spettacolo luminoso nelle piazze di Vicenza, noi di Rete Veneta l'avevamo lanciata già nel 2018, ben 6 anni fa, per proporre anche nella città del Palladio quello che era già un successo in altre città italiane come Como. Il sindaco di allora, Francesco Rucco, ci aveva risposto che si sarebbe interessato, ma poi la pandemia negli anni successivi aveva bloccato tutto. Oggi però bisogna dare a questa amministrazione, in particolare all'assessore Leone Zilio, il merito di aver avuto il coraggio di fare una vera rivoluzione natalizia in città. Il Natale è un momento di tradizioni, e tradizione lo era anche la cascata, la calata dalla Torre Bissara in Piazza dei Signori. Come amministrazione quest'anno abbiamo fatto una scelta forte, ma che era già stata richiesta tanti anni fa anche dalle vostre reti, cioè quello di togliere la cascata per lanciare un elemento di novità, e quest'anno vedremo in Piazza dei Signori il videomapping. Ovviamente le classiche luminarie resteranno, ci mancherebbe, ma intanto inizia anche l'era del videomapping, partendo da Piazza dei Signori. Poi, se funzionerà e piacerà, i prossimi anni le proiezioni animate potranno essere allargate anche ad altre piazze della città del Palladio. Questo Natale però sarà vivacizzato anche da molto altro, a cominciare dal mercatino. Dal 29 novembre ci sarà l'inaugurazione delle casette di Natale, il villaggio di Natale in Piazza Biade, e poi in Corso Fogazzaro e anche in Piazza San Lorenzo con dei gazebo nei fine settimana. Sono casette che saranno aperte fino al 1° di gennaio. Infine, ovviamente, non mancherà la pista di pattinaggio in Viale Roma, nell'esedra di Campomarzo, per valorizzare il centro storico, ma anche rivitalizzare la città in chiave antidegrado. Certamente questo è l'obiettivo principale di tutte le nostre iniziative, in particolar modo durante il Natale, attirare persone perché il centro venga popolato in maniera positiva e appunto possano in qualche modo anche sfuggire quei buchi che ci sono e che insomma invece vogliamo riempire anche con il calore del Natale. Siamo in chiusura, ora vi lascio alla sigla, le previsioni del tempo e poi al film I colori dell'anima. Grazie a Renato Capoi e Francesca Pezzo in regia e grazie a voi per averci seguito. Buona domenica.